Dopo 2 anni di lavoro, rinvia, accelerazione e frenate, finalmente domani per il piano di rilancio del Nuorese dovrebbe essere il giorno dell'approvazione dei primi progetti. Infatti è stata convocata per le 10:30 nella sala del Consiglio provinciale la cabina di regia dell'iniziativa promossa dalle forze sociali e dalle istituzioni del territorio per cercare di far ripartire la Sardegna centrale. Alla riunione sarà presente l'assessore agli affari generali della regione Filippo Spanu, che nella veste di capo di gabinetto della presidenza della Giunta ha guidato la cabina di regia e si è confrontato per mesi con i rappresentanti del territorio. All'ordine del giorno l'esame dei primi progetti che hanno superato la fase di valutazione e che sono ora immediatamente finanziabili. Grazie ai 55 milioni di euro che rappresentano la dotazione finanziaria, il piano di rilancio del Nuorese dovrebbe dare ossigeno a un'economia ormai asfittica. Servirà poi un'apposita delibera della Giunta regionale per rendere operativi i finanziamenti ai singoli progetti. Tra i campi d'azione, le infrastrutture, il turismo, l'agroalimentare, le produzioni lapidee, la scuola e l'università, l'ambiente e la cultura. Ma dopo mesi di attesa, con la firma definitiva sui protocolli d'intesa che risale al 15 luglio del 2016, il Nuorese vuole iniziare a vedere risultati concreti di un piano che senza un'accelerazione rischia di arrivare troppo tardi.